Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Formula 1 con la mod 2016 sul gioco del 14. Allora ragazzi, intanto pole position comendiana. Qui a Singapore, probabilità di pioggia 10%, qualifiche paurose con le Mercedes indietrissimo, tutti un casino proprio. E niente ragazzi, purtroppo gli ultimi due video di Formula 1 mi hanno dato i copyright, non capisco il perché sinceramente mai dati i video di Formula 1, non so se è per la mod. Dopo circa 10 giorni me l'hanno tolto, questo però adesso vediamo se mi capita ancora copyright, devo interrompere la serie, mi dispiace perché mancano anche poche gare, però non ho voglia di rotture di coglioni. Quindi adesso vediamo come va questa, se va bene continuo, se no ci fermiamo qua ragazzi, mi dispiace, vabbè comunque... Forse la mod, probabilmente perché ho letto su Steam che le mod sono vietate, robe così, era forse quello ha rotto un po' le balle, vabbè. E niente raga, siamo a Singapore, grandissima pole position, siamo favoriti per la vittoria, sì, mi sento carico, però ragazzi in queste gare qua cittadine basta un errore e sei fuori. Vai ragazzi. Vogliamo un comendone bello cattivo. Cioè Bottas secondo, Nasr terzo, veramente è successo di tutto. E si parte ragazzi, Gran Premio di Singapore. Mondiale apertissimo, possono vincere tutti, i primi 4 possono vincere tutti. Devo stare anche molto attenti alle penalità raga perché qua a Singapore è facilissimo beccare la penalità. Però veramente abbiamo un passo gara importante. Non chiedetemi il perché ragazzi, perché non lo so, ma perché Singapore mi sono sempre trovato bene. E che ho avuto la fortuna che le Mercedes tutte e due nelle ultime posizioni, cioè... Qualifiche pazze proprio. Veramente qualifiche pazze. Qui a Singapore è prevista pioggia al 10%, quindi probabilmente non dovremmo neanche cambiare le gomme. Però dopo può sempre cambiare tutto, noi ce ne stiamo andando ragazzi. E se il Cume se ne va sono dolori per gli altri. Tanto ci sono già i fuochi d'artificio però. Mamma mia, ho rischiato di perderla. Miscela normale. Molto bene. Comunque nessun ritiro dopo le prime curve. Ed è già un avvenimento. Ma anche a Monte Carlo per la verità ci sono stati pochi ritiri. Quindi una mod fatta bene da questo punto di vista. Cioè non per forza nelle gare cittadine. Di solito con la mod che avevo prima, tipo il primo giro già c'erano 10 macchine ritirate. Anche quello è un po' esagerato. Attenzione. Questa può essere una gara favorevole comunque. Questa è la curva che mi ha dato la pole position. Primo giro completato. Ne restano solo 14. Occhio Kuma, ecco, non fa ste cagate, magari grazie. Concentration. Però Bottas non molla, Gli altri sono un po' indietro perché chiaramente c'ho Nasr. Devo sfruttare sta cosa però. Devo sfruttare la qualifica orrenda delle Mercedes e comunque Raikkonen sesto, anche lui non bene. Che bisogna stare sempre concentrati ragazzi perché sta gara è difficile, che basta i muretti sono attaccati. Nelle gare cittadine è così. Bottas tiene il passo, gli altri invece no, e godo. Speriamo di avere problemi con copyright ragazzi, perché non capisco sinceramente queste mod che ho letto su Steam che sono vietate. Non capisco a sto punto se la Formula 1 spacca i coglioni. Metti tutto te cazzo, metti i guasti, metti i ritiri fatti bene, le sovraimpressioni ufficiali della LG, no. C'erano su Formula 1 97 e non ci sono su questo. No, veramente. Che sto giocando sulla Play 3 a Formula... Mamma mia, Formula 1 Championship Edition. Mamma mia, sto rischiando tanto. Ed è meglio di questo, fiore. Mi piacerebbe fare i video, ma sulla Play 3 non riesco a registrare col mio Game Capture. Cioè, ho bisogno di un altro cavo che non ho mai voglia di comprare.
Ok, siamo fortunati comunque che non abbiamo le Mercedes dietro, perché non siamo a un ritmo proprio incredibile. Dobbiamo sfruttare questa occasione veramente di brutto, eh. Per cortesia, come? Per cortesia. C'è bisogno veramente di una grande prestazione del talentissimo, del grande Bibitaro Vettel. Non vedo l'ora di vedere Formula 1 16, speriamo bene ragazzi. Cioè voglio i guasti, se non ci sono anche quest'anno veramente bestemmio in ungherese antico, cioè non è possibile non mettere i problemi al motore, ai freni, tutte cose che ci sono sempre state. Infatti mi mancano poi Formula 1 della Sony, levando quelli vabbè della GP4 e GP3 che erano fantastici, ma che adesso sono poco compatibili purtroppo, mamma mia. Stiamo guidando così così comunque. Lo so, ingegnere del cazzo, lo so. Bravo Vettel, bravo Bibitaro. Questa è la curva pericolosissima, cioè veramente la più pericolosa secondo me. Dai Comendò, dai siamo sempre là, comunque abbiamo un buon ritmo, e che Grosjean e Nasr fanno tappo con gli altri, questo è positivo. Ragazzi devo andare ai box adesso, le gomme sono andate e Massa e Bottas è veramente vicinissimo. Due ritiri comunque, e un anche Raikkonen, me l'ha detto il mio ingegnere, porta sempre belle notizie il mio ingegnere. Dai, andiamo ai box, Massa e Bottas è veramente attaccato. Va bene. Massa, boh, ancora questo Massa. Bottas, non riesco proprio a levarmelo dai coglioni. È veramente andata bene che le Mercedes sono dietro, addirittura Raikkonen ritirato, che mi dispiace per la Ferrari, però meglio per me. Posso rosicchiare molti punti. Carburante basso. Grazie. Ecco, speriamo, ecco anche lui va. Speriamo di non fare, che non volevo fare come a Spacchio, ho perso la gara così. Adesso è una gara ai box. Dai vecchio su. Bravissimi. Quando vogliono i meccanici Ferrari sono sempre forti. Vedo che avevamo un vantaggio veramente chiato, tutti quanti hanno fatto super da tappo con dietro. C'è andata veramente di culo, E usciamo primi. Se basta gestire il tutto. E andiamo a vincere una gara veramente dominata. Normale. Comunque Rosberg, attenzione, Rosbiff è terza. Sta recuperando un po' l'asso tedesco. Sì. È d'altronde con le Mercedes. È anche normale, insomma. Però speriamo magari che deve ancora fare la sosta. Perché se ha già fatto la sosta, so cazzi, Dai Comendone. Adesso pensiamo alla nostra gara, non guardiamo troppo dietro. Buono, dai che andiamo. Solo noi possiamo mangiarci sta vittoria, comunque. Da tratti sono un po' concentrato, sono anche dislessico adesso. Voglio sti 25 punti, cazzo. Li pretendo. Buono. Very good. Perfetto come. Ok. E che aveva un buon vantaggio abbiamo.
Da curva l'ho preso un po' la cazzo. Mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Ma io sono Sebastiano Vettel, il bibitaro per eccellenza. Cosa ho fatto? Boh, non l'ho capita questa penalità. Non l'ho proprio capita. Fatto sta che siamo a 6 giri dalla fine. Dai, Comendino. Buono, buono, buono. Non devo prendermi rischi eccessivi, assolutamente. Comunque Rosberg ha fatto veramente una grandissima rimonta, complimenti a lui. Va bene. Agli ordini, ingegnere mongolo. Questa è la curva che mi fa più paura. Ok, altro giro completato, dai. Ok, 2 giri e ho Hamilton e Rosberg terzi e quarti. Erano ultimi, incredibile rimonta. Quindi anche se vincono non guadagno tantissimo. Vabbè, però tanto vinciamo. E dopo pensiamo al resto. Un'altra grande vittoria per Vettel. Speriamo veramente di non avere problemi con i copyright, perché non capisco sinceramente. Sono le mod, raga, sono le mod che spaccano i maroni. Bravo Kuma. Molto bene Kuma, molto bene. Anche se Bottas è vicino, però sto anche gestendo un attimo perché ho fatto anche il fastest lap, meglio di così. Sta curva l'ho presa veramente di merda. Le gomme insomma non sono neanche proprio stupende, Dai, invece 2 ritiri comunque, gara tranquilla. Sempre primo dal primo giro, pazzesco. Potrei fare un hat-trick spaventoso. Pole position, giro veloce e vittoria. Speriamo ragazzi. Speriamo raga. Voglio conquistare Singapore. Dobbiamo conquistarla Singapore. Final lap ragazzi, final lap. Sta maturando per Vettel un altro successo fondamentale in questo mondiale apertissimo, dove fino all'ultima gara ci sarà battaglia raga, perché è così. Ma Vettel vuole vincere, vuole riportare la rossa sul trono del mondo. Che manca da troppi anni, 2007, Kimi Raikkonen. Veramente quasi 10 anni, cazzo, mamma mia. Poi che siamo stati anche 21 anni senza vincere. Però Bottas si sta avvicinando, Vettel ha un po' mollato. Ma non può essere in discussione la vittoria dominata. Pochi chilometri separano. Oddio, come stai zitto. Inizia a piovere, attenzione. Ah, proprio all'ultimo giro. Inizia a piovere. Abbiamo carburante elevato per sicurezza. Inizia a piovere. È troppo tardi però. Troppo tardi.
Dai che andiamo a vincere l'ultima curva pericolosa. Molto bene. Ci ha fatto un ultimo giro un po' alla cazzo, però va bene, dai. Sotto la pioggerellina di Singapore arriva un altro successo per la Ferrari. Grande Vettel, dominata in pieno sta gara, eh. Ho massacrato tutti. 1.45.617 il fastest lap. E si gode. Vediamo un po' la classifica. Ora siamo primi a più 23 ragazzi. Questo è un bel colpo da Rosberg. Più 40 su Hamilton e più 64 su Bottas Raikkonen. Comunque un bel duello. Costruttori siamo secondi a un punto. Mamma mia che sfida. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Speriamo bene nei copyright. Con queste immagini. Alla prossima. Ciao!